buonasera, benvenuti ai nostri oratori per questo argomento così importante, così grande. Sarebbe veramente da, dopo aver visto queste immagini, da parlare il riflesso che ha su questo quartiere, questa realtà. Noi abbiamo una realtà diversa dal tornare dal porto allo stagno, e ciò che l'illustrazione ha creato per questo quartiere. Quando allo stagno di Santa Gina ci avevano 1000 persone che erano lì, e poi l'industrializzazione della Lubianca ha creato a morire lo stagno, quindi questo quartiere poi ha dovuto affrontare il problema dell'urbanizzazione ed è nata questa realtà. Oggi il nostro ambiente è un ambiente difficile, un ambiente del quartiere pieno di pensionati, di anziani, dove il dramma del lavoro è molto più sentita, dove c'è la giustificazione della legalità. La cosa che funziona come lavoro è lo spaccio di droga. Grazie a Dio il quartiere ha reagito a un prezzo pesante che ha pagato la tossicodipendenza, organizzando con me e con molti volontari della parrocchia la comunità L'Aquilone, e accogliendo i ragazzi che vogliono fare un cammino di recupero, dove ragazzi che da Semini vengono il sabato da chiamare la messa, e da Sesto e da Elmas vengono la domenica alla messa in questo quartiere, si sentono accolti e a casa, perché la gente capisce e comprende questa realtà. Il nostro ambiente è purtroppo non molto bello dal punto di vista educante come realtà di quartiere. Speriamo di poter dare con questo nuovo piano o previsto di tanti soldi che potranno essere spesi bene in questa realtà. E veramente di affrontare questo problema così importante, così grande. La nostra sala è a disposizione per quelli che hanno bisogno di incontrarsi in questo quartiere in città, per i dibattiti e siamo sempre disponibili sia qui sia in chiesa per incontri, perché sia l'oratorio sia la chiesa che sono costruiti e fatti con contributo anche pubblico, anche dalla gente, e quindi dobbiamo essere a disposizione di tutti quanti, no? Vi auguro un buon lavoro su questo tema, e vi auguro veramente, visto che siamo sotto la Settimana Santa, la Settimana Santa, che sia veramente per la nostra Sardegna anche di una Pasqua di risurrezione e recupero. Vi prometto di accendere soltanto una realtà come nella nostra realtà della comunità terapeutica in Sardegna, dove mentre avanza sempre di più l'accesso precoce alla droga e lo spaccio maggiore di droga a livello nazionale ed europeo, dal punto di vista delle risposte delle istituzioni, c'è a oggi le comunità della Sardegna, che sono 11, non hanno un contratto, non hanno la possibilità di curare, perché c'è questa difficoltà con la regione di stabilire le normative, come curare, dando libertà e possibilità di cura. Lo sottolineo perché è un problema grave e importante. Nelle comunità ci lavorano circa 500 persone che sono senza contratto, senza possibilità, sono ospiti circa 600 ragazzi che teoricamente dovrebbero essere mandati a casa perché non c'è contratto con la regione per poter operare. Questo mentre la Sardegna ha l'impatto più precoce alla droga, e c'è una commercializzazione e una terra di sbarco per l'Europa, la Sardegna. Per cui è un problema grande e importante che ponga la vostra attenzione come sindacati e che si occupa dei problemi di ambiente, di territorio, di salute. In Sardegna l'approccio alla droga è in 10-12 anni, siamo a scuola media, dove poi c'è il grande futuro di legalizzare i cannabinoidi, dove scientificamente sono convegni dove si dice che fa male, e poi politicamente si cercano di tanto in tanto scappatoie per legalizzare o per coltivare hashish e marijuana liberamente, perché la Sardegna ha un clima meraviglioso per questa realtà. Infatti sapete, vedete quanto continuamente affronta questo problema. Vi auguro buon lavoro, buone cose. Guardate, se ho fatto una parentesi su questo problema che mi riguarda sia come quartiere sia come impegno sanitario sulla droga, che l'Aquilone e le comunità della Sardegna portano avanti giorno per giorno, con le difficoltà che in Sardegna sembra tutto difficile da affrontare e da risolvere. Grazie, buon lavoro. Buonasera. Grazie a Carlo Forlera, grazie per l'ospitalità. Deve andare in chiesa per la messa, c'è ancora gente che lavora.
tema che è tornato d'attualità nelle ultime settimane, con il tentativo di riavviare la fabbrica. Chiedo aiuto a Angelo Cremone, che invito subito a intervenire per farci un quadro della situazione, di ciò che sta avvenendo, poi con i nostri relatori chiaramente affronteremo vari aspetti, nelle varie sfaccettature, anche perché ci sarebbe molto da raccontare di quanto è avvenuto in questi anni. Adesso c'è il tentativo di riavviare la fabbrica. Allora Angelo, io prima di tutto ti chiederei di fare il punto sotto questo aspetto, capire a che punto sono le procedure, qual è anche il clima che si respira a Portoscudo. Tu sei stato oggetto di una gravissima intimidazione nelle settimane scorse, proprio nei giorni in cui più forte si faceva il dibattito, e questo è stato un segnale evidentemente che c'è qualcuno che non vuole che si parli, così come non si voleva che questo bel documentario venisse proiettato. C'è ancora qualcuno che non desidera un dibattito franco. Allora io ti ringrazio Salvatore Sardo, ringrazio Rossano Farci con l'associazione Prendiamoci la Sardegna, che ha aiutato a far sì che questo avvenisse, questo avvenimento anche qui a Cagliari, perché Portoscuso non è solo dei portoscusesi, è di Chilano, è una parte di Sardegna molto importante che ancora resiste. Sì, è vero, è difficile continuare perché in questi ultimi 30 anni Portoscuso è un pozzo senza fondo, dove ancora oggi si insiste, che so, con una nuova centrale a carbone. Nel mondo le nuove centrali a carbone non le vogliono fare più, non so Trump cosa farà adesso. Neanche la Cina hanno firmato un protocollo con la COP21, però a Portoscuso se vuoi lavorare devi avere la centrale a carbone, se vuoi lavorare devi fare le bombe, insomma una terra bellissima come la nostra, e Portoscuso è uno dei posti più belli della Sardegna, l'avete visto le immagini del mare, deve sottostare a questo. Chi parlava bisogna fare in modo di farlo tacere, cioè non è che a me è capitato in questa lunga carriera di oppositore a questi crimini, è capitato che ti bruciano la casa, una parte della casa, la macchina, che ti prendano il cane, magari te lo buttano in una discarica, il cane che avevo, schippa, lo ammazzano, lo buttano in una discarica. Gli ultimi avvenimenti, i lavoratori della Lumina, solo perché votavano contro il bacino dei fanghi rossi al mare, c'era un progetto, ti fanno il manichino, vanno in piazza con la faccia di Angelo Cremone, lo impiccano, lo fanno a pezzi, cioè sono cose veramente di istigazione a far male alle persone, sono cose molto molto brutte. L'ultima è questa goliardata di scrivere Cremone si morto, sono gli amici di Facebook, li chiamo così, quelli che scrivevano che devono pisciare sulla mia tomba, che vogliono che muoia tua madre, cioè sono veramente gli squadristi del futuro, perché questo sta succedendo a Portoscuso, dove non puoi, uscire con Tiziana Frongia, il medico molto amico che viene e ci dà una mano a Portoscuso, andiamo in un ristorante, entrano questi e ti mettono le mani addosso, esci di casa e mi insultano. Ma pensate un po', sembrano cose di altri tempi, sembrano fumetti, però cosa succede? Portoscuso è ancora un pozzo senza fondo, perché bisogna ricordare che con quel video con quel grande film che tu hai fatto, c'è stato dietro anche la ricerca scientifica. C'era il farmacologo Gessa, Compremo Gessa, ricordo, giovane farmacologo, che facevano le analisi dei vegetali, degli animali, e dicevano: state attenti che qui attraverso la catena alimentare poi si passa agli uomini, alle persone, e questo era anche successo perché poi i bambini di Portoscudo gli avevano fatto le analisi del sangue, tra questi c'era mio figlio, una storia che ricordo sempre, ma che deve essere proprio un colpire la coscienza della magistratura, dove noi ci siamo ribellati a quelle analisi, dove abbiamo fatto una battaglia e dove il medico pentito della medicina del lavoro che aveva fatto un'analisi a quei bambini, poi dopo queste battaglie si è sentito il dovere di dirmi: è vero Angelo, io ho dovuto falsificare l'analisi del sangue di questi bambini perché se no chiudeva la fabbrica. C'era stata una pressione politica molto forte. Provate a immaginare, molti di questi bambini non ci sono più. Mio figlio si è fatto la sclerosi multipla, può darsi che non sia magari per la questione ambientale, anche se qualcuno sta indirizzando gli studi su questo, però sta succedendo qualcosa di molto brutto. E ieri invece a Carbonia
scienziati, della politica sarda, della medicina, professor Grosso, professor Viola, l'ex manager del Brozzo, Meloni, cioè dove ha dichiarato Midolina? Guardate che l'Istat ha dichiarato che qui si vive meglio qui a Olbia che in altri posti, cioè tutto il contrario di quello che il Ministero della Salute ha dichiarato col rapporto Sentieri, e le indagini che hanno fatto la DIN con la commissione, con Vigeli, Felice Persone ed altri, cioè si continua ad imbrogliare la gente, a dire la falsità, ma per che cosa? Perché 4 grandi famiglie, perché la mafia sulcitana può ancora attraverso una centrale carbone riportarci a vedere il carbone, i russi ce l'hanno a buttare, il carbone, ma non c'è solo l'alumina, perché le azioni nell'alumina della Glencore e della Rusa, ce l'è anche la Glencore, e ce l'ha la fabbrica del ragionier Lolli. E poi un'altra cosa molto importante, di tutti i crimini che si sono commessi, a parte quel grande processo con questo grande magistrato Cocco, che portiamo l'Euralumina sotto processo per disastro ambientale avvenuto, a parte quello, se voi andate a vedere il bollettino giudiziario di questi super manager, sono pieni di prescrizioni, cioè di tanti reati. Voi vedete il curriculum giudiziario, che so, del ragionier Lolli, del capo dell'Alumina Rosino, di Candeloro, sono tutti in prescrizione, reati che hanno commessi e dove le indagini durano più dei tempi delle prescrizioni. Non ci si riesce, e se qualcuno vuole dire qualcosa, purtroppo viene tacciato. Non va bene così, c'è un nuovo modello di sviluppo, perché oggi vogliamo parlare di ambiente, di territorio, perché vogliamo ricordare che c'è un'enciclica, Laudato Si, del Papa, dove veramente prende una posizione molto forte contro l'uso dei fossili. E l'ultima è questa della Sardegna, anche da Porto Scusa, la metanizzazione della Sardegna, che poteva andare bene 30 anni fa, 40 anni fa, ma ci rendiamo conto, 2,5 miliardi costerà, perché ci sono i primi 500 milioni per fare lo scavo, no? Un po' come in Puglia, stanno rovinando un po' di ulivi, fanno una protesta, così la fanno. In Sardegna adesso si metanizzerà la Sardegna, ma abbiamo un'idea di che cosa significa 2,5 miliardi per un'energia che ormai non serve più, nel senso che se quei 2,5 miliardi li spalmavano come incentivi sulle famiglie, sui cittadini, noi avremmo avuto la possibilità di riscaldarci, di cucinare col sole, con l'energia del sole, e invece continuano, perché 4 grandi famiglie si continua così a fare questo. La proposta cos'è? Mi piacerebbe, Marco, ma bene, gli amici che sono qui in questo palco ce lo dicono, organizziamo, il parroco di Porto Scusa ha dato la disponibilità di ospitarci, farla una riunione lì, perché quando la stavamo organizzando una volta, che si dovrà discutere di centrale a carbone, il dottor Migoletti doveva venire, cioè alla fine ci siamo trovati quel giorno di 100 poliziotti dell'antisommossa a Porto Scusa. Dovevamo fare un'assemblea per spiegare alla gente le nostre osservazioni contro quella nuova centrale a carbone. Sono venuti, ci hanno detto, il capo della polizia ci ha detto, noi siamo qui perché abbiamo saputo che se voi parlate, Migaletto Cremone, Mameli e Giacomo Meloni, se voi parlate qui succederà un macello. Si erano organizzati per impedirci di parlare. E poi il buon senso ha prevalso dicendo no, non facciamo più niente, dovevano arrivare da Basana altri poliziotti, perché si erano organizzati per metterci le mani addosso, perché non possiamo avere, come si dice, la libertà di poter dire non mi piace una centrale a carbone, l'abbiamo anche detto, e il tutto è fermo, attenzione, non perché quella conferenza dei servizi si è fermata così, perché la stessa società non vuole rispondere alla metà delle osservazioni, non vuole dire come fare quel progetto per evitare di fare danni. Allora cosa servirebbe? Servirebbe veramente che la gente che qua con altri, tutte le associazioni, insomma, si riuscisse anche a scendere in quella parte dell'isola che è Porto Scusa, per poter dimostrare che quella è una parte della Sardegna che appartiene a tutti. Questa è l'ultima cosa. Sarebbe bello invece, visto quello che sta succedendo, perché facciamo manifestazioni, facciamo tante di quelle cose, poi alla fine rincorriamo sempre le emergenze, non ce la facciamo più. Occorre che i sardi si mettano assieme, le persone, gli uomini e donne di buona volontà trovino l'occasione, veramente io lo chiedo
Sì. Galantino, forse il calciatore, non sto confondendo. C'è là dentro, bisogna che la Chiesa faccia politica, che la Chiesa scenda in campo. Abbiamo la necessità davvero che tutta la società, nessuno escluso, si metta insieme per quei 4-5 grandi temi della Sardegna, che sono l'energia, che è la lingua sarda, l'istruzione, l'agroalimentare, la lingua, cioè facciamo una rivoluzione tutti assieme, a prescindere dal piacere di questo e di quel partito. Io termino così dicendo ringrazio per questa cosa, per questa organizzazione di oggi e che non si fermi qui, perché la Sardegna ce la dobbiamo riprendere tutti con la politica, quella buona, bisogna mettere insieme, e soprattutto in quella parte del Sulcis dove, ripeto, la mafia sulcitana la sta facendo ancora da padrona, perché tutti i più grossi politici e quelli che ancora resistono in regione, noi li abbiamo avuti lì, i più grandi rappresentanti, compresi quelli che si sono assegnati la pensione a 41 anni. Grazie. Grazie Angelo. Allora, qualche settimana fa è stato in Sardegna il segretario della FIOM Landini, che è uno dei personaggi più illuminati della sinistra italiana, e a sorpresa, ma anche no, anche lui ha spezzato la sua lancia a favore della riapertura dell'Eurolumina. Segno, a mio avviso, che non c'è nulla di più lontano da comprendere le ragioni della Sardegna di questa sinistra, che è sicuramente in difficoltà, ma alcune idee continua a portarle avanti da anni, a prescindere, a discapito di tutto quello che sta avvenendo di nuovo e anche di una nuova visione dello sviluppo. Allora io vorrei iniziare questo nostro dibattito dando la parola a Massimo D'Area, chiedendo proprio questo. Ciò che emerge poi, se noi analizziamo ciò che sta avvenendo negli ultimi decenni, è proprio l'inadeguatezza della sinistra di comprendere che ciò che è stato non può continuare ad essere. E le parole di Landini purtroppo ci danno questa dimostrazione, questa distanza abissale tra la necessità di un nuovo modello di sviluppo e il tentativo di difendere l'indifendibile. Sì, grazie innanzitutto di avermi dato la possibilità di discutere ancora una volta di queste problematiche che toccano bisogni primari dei cittadini, di cui nessuno può far finta ormai di nulla. La sinistra, come diceva Vito Biolchini, è oggi prigioniera delle proprie contraddizioni, e queste contraddizioni si possono toccare con mano nel momento in cui si affrontano questioni come il territorio, l'ambiente, la salute, il lavoro. Io, mentre osservavo, mentre guardavo lo splendido documentario di Salvatore Sardo, e soprattutto mi chiedevo il coraggio che ha avuto Salvatore Sardo nel 1984 a girare quelle scene e fare quel documentario, perché ci voleva veramente coraggio in quel momento, perché dire quelle cose significava andare prima di tutto contro quella sinistra che non voleva che si mettessero in discussione principi fondamentali che in qualche modo potevano creare dei grossi problemi di consenso proprio a quella sinistra. Ecco, io mentre osservavo, mentre guardavo questo documentario, le cose, le immagini che scorrevano, ecco, mi sono posto così una domanda. La domanda è questa: mi chiedevo, ma cosa hanno in comune in Sardegna oggi il territorio, l'ambiente, la salute e il lavoro? Cosa hanno in comune queste tre grandi questioni? Beh, quello che hanno in comune è che sono il prodotto di uno modello di sviluppo, di uno stesso modello di sviluppo, ed è quel modello di sviluppo che è stato elaborato negli anni 50, 60 e 70 proprio in occasione del primo piano di rinascita. Io voglio ricordare che quel processo di sviluppo, che sta alla base di tutte le questioni che oggi attanagliano la nostra isola, quel processo di sviluppo era incentrato su alcune grandi questioni.
consumo e sulla rapina del territorio, che non era soltanto la cementificazione delle coste, comunque non soltanto la cementificazione delle coste, ma era fondato su quel tipo di industrializzazione, una industrializzazione per poli appunto incentrata sulla petrolchimica, una scelta che non era l'unica che si poteva fare in quegli anni, ma che era la scelta che era stata voluta dalle 7 grandi sorelle, quelle che producevano il petrolio che ancora appunto lo producono. Quel tipo di industrializzazione aveva bisogno però di un'altra cosa importante, fondamentale, la licenza di inquinare. L'altra grande questione con la quale noi siamo alle prese ancora oggi è che la produzione energetica era incentrata, così come ancora oggi è incentrata, sui combustibili fossili, petrolio e carbone. Come diceva Giorgio Cremona, oggi con una scelta assolutamente antistorica che va contro qualunque anche associazione scientifica, si continua ad agitare lo spettro della costruzione di una nuova centrale al carbone a 400 metri dal centro di Porto Vespi e di Porto Scusa. Ma soprattutto quel processo di sviluppo si basava su un odioso ricatto, un ricatto che metteva in contrapposizione 2 diritti costituzionalmente garantiti: il diritto alla salute e il diritto al lavoro. Lavorare per sopravvivere, morire per lavorare. Ed allora io mi chiedo, pongo anche a voi, lo pongo anche agli altri colleghi che qui oggi parleranno, pongo un quesito, pongo una domanda. Sulla base di queste considerazioni molto brevi, quel processo di sviluppo ha rappresentato per la Sardegna una scommessa vinta o una scommessa persa? Io penso che oggi, forse oggi anche è facile poter rispondere a questo quesito, ma io penso che quella scommessa sia stata una scommessa persa. Se noi osserviamo la Sardegna di oggi, la Sardegna di oggi è il prodotto di quel processo di sviluppo. È un'isola di vecchi, di disoccupati, di gente con basso livello di istruzione. Questa è la Sardegna oggi. Abbiamo il più alto tasso di invecchiamento non solo tra le regioni italiane, ma a livello europeo, a livello quasi internazionale. Abbiamo uno dei più bassi indici di natalità, non si fanno figli. Non solo, ma abbiamo un tasso di disoccupazione che oramai si ora, forse lo oltrepassa il 20%, ma un giovane su 2 in Sardegna è senza lavoro. Non solo, ma se voi andate ad esaminare l'andamento del PIL, del prodotto interno lordo, in tutti questi anni, negli ultimi 12 anni, in Sardegna è calato del 12%. La Sardegna ha oggi il più basso numero di laureati, ma allo stesso tempo ha il più alto indice di abbandono scolastico. È un nuovo modello di sviluppo, non può che centrarsi sul sapere, sulla conoscenza, investendo nella scuola, nell'università, nelle grandi e nuove tecnologie. E noi abbiamo il più basso numero di laureati e il più alto indice di abbandono scolastico. Tutto questo sta producendo un processo di spopolamento, soprattutto della Sardegna di dentro, che sta determinando un vero e proprio genocidio sociale, culturale, oltre che economico. Ma non solo, faccio un'ultima considerazione, perché forse è altrettanto importante, sempre legato a un quesito che vi ho posto a proposito della scommessa. Se quel processo di sviluppo che è andato costruendosi in tutti questi anni è stata una scommessa vinta o persa, ebbene noi possiamo vedere che quel processo di sviluppo ha determinato un vero e proprio disastro ambientale. Già Salvatore Sardo enunciava nel suo documentario dell'84 le dimensioni di quel disastro ambientale. L'indagine epidemiologica a Sentieri, badate bene, portata avanti dall'Istituto Superiore di Sanità, ci ha detto che ben 445.000 ettari del nostro territorio
dice anche, sempre con indagini epidemiologiche, guardate che per indagini epidemiologiche è fermo al 2008, ci sono stati degli aggiornamenti, ma è fermo al 2008, quindi non sappiamo cosa è avvenuto in tutti questi anni ancora. Ma quell'indagine ci ha detto che gli uomini e le donne in Sardegna muoiono a causa dell'alta incidenza della patologia tumorale, tumori del polmone, della pleura, leucemie, linfomi. E ci dice anche che in Sardegna abbiamo una delle più alte incidenze di patologie autoimmuni legate all'inquinamento. Noi abbiamo un'alta incidenza di diabete e un'alta incidenza di sclerosi multipla. La sclerosi multipla faceva riferimento Angelo Cremona. Nel Sulcis c'è uno dei tassi più elevati di sclerosi multipla, non solo a livello regionale ma a livello nazionale. Ma non solo, le indagini epidemiologiche ci hanno detto anche che i bambini che nascono nelle zone inquinate, nelle zone industriali, presentano delle modificazioni del DNA e questo comporta delle gravi patologie a carico appunto di quei bambini. Un'ultima considerazione ancora. Io penso che forse negli anni 60, fine anni 50, quando si pose all'attenzione della classe politica sarda, si pose il quesito, ma l'unica scelta che si poteva fare era quella dell'industrializzazione per poli, oppure si poteva puntare sulle attività e sulle vocazioni naturali, sull'economia preesistente. Sembra una cosa paradossale, ma la fondazione Rockefeller in quegli anni propose alla giunta regionale la possibilità di utilizzare, di mettere a disposizione circa 170 miliardi di all'ora per innescare un processo di sviluppo che fosse incentrato sulle vocazioni economiche preesistenti e anche sul turismo. Probabilmente saremmo diventati il 52esimo Stato degli Stati Uniti, ma forse il nostro sviluppo sarebbe stato diverso. Ma questo per dire che non era una scelta obbligata, c'era una discussione, c'era un confronto e si confrontavano appunto queste due possibilità. Chiudo portando alla vostra attenzione dei dati che ci consentono di dare una risposta a quel quesito sulla scommessa vinta o persa. Nel 1951 l'agricoltura in Sardegna assorbiva il 51% degli occupati. L'industria era collocata essenzialmente nel Sulcis, l'industria mineraria, e in Gallura, l'industria del sughero, assorbiva appena il 21%. No, appena, era una delle industrie più sviluppate del meridione, il 21%, 51% l'agricoltura, 21% l'industria. Nel 2016 gli addetti, quelli che si sono occupati in agricoltura, sono appena il 12%. Direi che è cresciuto quello dell'industria. Nell'industria gli occupati sono appena il 22%. Se voi fate il saldo, è un saldo sicuramente non molto confortante. Ed allora, se noi vogliamo pensare a un nuovo modello di sviluppo, dobbiamo partire dalla constatazione che quel modello di sviluppo che ha creato questi danni e che purtroppo continua a determinare dei danni, ma quel modello di sviluppo oggi rappresenta anche la continuità per la giunta regionale oggi in carica, perché anche questa giunta regionale ha preso come punto di riferimento quel modello di sviluppo, consumo del territorio, rapina del territorio, e l'ultima legge urbanistica ne è la prova concreta, perché si continua con la cementificazione e si continua con il consumo del territorio. E per quanto riguarda l'inquinamento, si continua ancora a far valere la possibilità delle centrali a carbone, scelte antistoriche, e si continua ancora con gli inceneritori a tossico, così come a Macchiaregno, eccetera. Una politica ambientale vecchia, costosa, dannosa ed antistorica. Dobbiamo partire da queste cose se vogliamo delineare un modello di sviluppo nuovo ed alternativo. Grazie, signor Nadea. In effetti, se vogliamo capire quello che sta avvenendo, dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo.
sicuramente ne parleranno gli storici, di sicuro la scommessa non è più quella, cioè non ci sono più i termini per riproporre in quel modo il modello di sviluppo in Sardegna, perché è cambiata l'economia, è cambiato il mondo, e invece è come se niente fosse. A un certo punto la politica ci ripropone un modello che è antistorico, oltre che antieconomico. E come diceva giustamente Massimo D'Arena, poi ci sono delle ricadute sulla salute che non possiamo ignorare. Allora io chiedo al dottor Vincenzo Micaleri di farci un quadro, per quanto poi l'area di Porto Verde sia dagli anni 90, se non ricordo male, classificata come una delle aree più inquinate d'Italia. Sì, sicuramente la situazione dei SIN, che sono i siti di interesse nazionale per bonifica della Sardegna, l'ha già detto Massimo, è stato uno dei nostri cavalli di battaglia con le ISDE e con i medici per l'ambiente, quello di rivelare ai sardi quali erano le loro condizioni ambientali. E di fatto dico ha creato anche tutta una serie di scompensi anche a livello assessoriale. C'è stato detto che non è vero che 445.000 ettari erano inquinati, ma c'erano solamente alcune migliaia di ettari inquinati, intorno agli 8.000 inquinati. In realtà quello che è sconcertante è osservare come a livello assessoriale, quindi di classe dirigente fortemente impegnata a trovare soluzioni, questa visione in qualche modo era assolutoria per l'inquinatore, ma non solo, era assolutamente inadeguata dal punto di vista legislativo. Per quale ragione? La legge 152 del 2006 inserisce non solo l'aspetto ambientale ma anche l'aspetto umano, cioè le persone che sono all'interno dei comuni che possono essere interessati dal focus vero di forte inquinamento che noi abbiamo all'interno dei siti di interesse nazionale. Porto Torres sono circa 4.000 e passa ettari, e più o meno tra San Rocco e Porto Scuso altrettanto. Ma il problema principale qual è? Nel momento in cui io vado a considerare appunto le persone, sto andando a verificare se quelle persone sono in qualche modo esposte a tutte quelle sostanze inquinanti che si ritrovano in quei focus particolarmente inquinanti. Se la possibilità che quelle sostanze passino nella catena alimentare oppure attraverso l'aria arrivino nei polmoni quante più persone possibili determini delle modificazioni della salute. Appunto, come è stato già detto, l'Istituto Superiore di Sanità ha stabilito questo relativamente a quelle che sono le medie regionali, sia a Porto Torres sia nel Sulcis di Plesiente, si muove molto di più che nel resto della Sardegna. Quindi questo è estremamente importante. Ma badate bene, questo anche con una certa, come dire, ingiustizia. Per quale motivo? Perché nel momento in cui tu allarghi molto il numero delle persone che vai a controllare, non fai altro che mettere delle persone fortemente esposte insieme a delle persone che sono esposte di meno. Per cui cosa succede? Se noi andiamo a vedere i dati di Porto del Sulcis di Plesiente, scopriamo che tutto sommato va abbastanza bene se non ci focalizziamo su San Rocco e su Porto Scuso. Perché? Perché abbiamo messo insieme tantissime aree praticamente in modo da poter annacquare, diluire quello che è un dato drammatico di Porto Scuso o di San Rocco insieme ad altri dati. Ora, a questo punto io non voglio più entrare in alcune polemiche. Qualcuno mi diceva ieri c'è stata una convention istruttoria a Porto Scuso su alcune cose
moltissimo da conoscere, o meglio, c'è molto da svelare. Il Sulcis, per esempio, è l'unica regione della Sardegna che ancora non è stata aggiornata rispetto allo studio sentieri. Per quale motivo? Perché non ha ancora un registro tumori. È inaccettabile, non è pensabile che un'area che è fortemente a rischio non riesca ad avere un registro dei tumori adeguato. Si dice si è però provveduto ultimamente perché abbiamo dovuto addirittura risolvere dei problemi di privacy. Accettiamo anche questa scusa. Nel fatto che il progetto adesso di apertura del registro dei tumori riguarda solamente gli ultimi 5 anni e non riusciamo ad avere quello che è un andamento storico di quello che è successo in queste regioni, specialmente a Porto Scuso e anche a San Roque, in qualche modo la dice lunga su quello che è l'atteggiamento distratto di questa classe dirigente. C'è stata una domanda che tu hai fatto, Vito, a Massimo, no? su come mai Landini poi alla fine ha preso una posizione a favore delle economie. È una contraddizione che in realtà la sinistra, specialmente qui in Sardegna, stenta a superare, perché l'industria per noi è sempre stata vista come un elemento di modernizzazione, come un momento di emancipazione da quello che era un vecchio passato agricolo, pastorale, arcaico, per cui tutto si è giocato sul filo della contrapposizione tra moderno e arcaico. Ma la cosa più interessante è proprio questa, che l'esaurimento di quelle che sono le sostanze fossili ormai e in particolare la crisi dell'economia basata sull'uso dei carburanti fossili mette in evidenza un elemento fondamentale. Non è più un problema di due dipendenti, cioè di un padrone e un lavoratore che bisticciano fra loro, che in qualche modo ha caratterizzato gli ultimi 250 anni della storia dell'industrializzazione in Europa, dove c'è ovviamente, come dire, una destra e una sinistra, no? Che andavano a gestire questo momento di industrializzazione. Mi piace usare, per spiegare questa contraddizione, una parola che usa sempre il mio amico Maurizio Pallante, no? Perché dice che il problema a questo punto è che non si deve mettere al centro dell'attenzione, in questo caso il concetto di ecologia integrale e in particolare il prendersi cura della terra vuol dire mettere al centro dell'attenzione un altro elemento che la natura, la terra è creato, fa sì che il bisticcio fra due rapinatori che hanno fondato la loro economia sulla rapina delle risorse naturali non può essere risolto semplicemente nel contendere una diversa suddivisione dell'utile, che vuol dire praticamente che è logico che la destra dice guardate che il corpo l'ho ideato io, per cui ho necessità di avere una maggiore quantità di bottino. La sinistra si è posta solo il problema di ridistribuire in maniera maggiore verso appunto le classi più sfruttate questo bottino. L'enciclica secondo me fa un salto in avanti, pone un terzo elemento che è quello del rispetto della terra. E se noi andiamo a vedere appunto che è quello che sta succedendo alla nostra casa, no? Io vi voglio leggere un qualcosa. L'esposizione agli inquinanti atmosferici produce un ampio spettro di effetti sulla salute, in particolare dei più poveri, provocando milioni di morti premature. La tecnologia che
che legata alla finanza pretende di essere l'unica soluzione dei problemi, di fatto non è in grado di vedere il mistero delle molteplici relazioni che esistono tra le cose, e per questo a volte risolve un problema creandone altri unici. Voi pensate che questa sia un qualcosa scritto in un documento di Greenpeace? No, questa è il primo punto del che cosa sta accadendo alla nostra causa dell'enciclica di Papa Francesco. Quindi in qualche modo il problema della destra e della sinistra va rivisto proprio sotto questo aspetto. Non ci può essere più un lavoro che va a aggredire la terra, perché appunto l'ecologia integrale ci pone il problema di riconciliarci con la terra, perché tutto ciò che crea disastro ambientale crea miseria, crea disoccupazione, e noi siamo l'esempio tipico. Portoscuso e il Sulcis è l'esempio tipico, è l'esempio in cui praticamente questa economia lineare di estrazione e consumo delle risorse ha creato gli sconquassi peggiori, e quindi pensare di dover continuare verso questi sconquassi, cercare ancora di trovare soluzioni all'interno di questa economia di estrazione e di consumo non è possibile. Noi avevamo proposto una cosa molto semplice, dicevamo: scusate, l'aerolumina non si regge più dal punto di vista economico. Per produrre un chilo d'alluminio praticamente ci vogliono circa 60 kW per chilo, per cui uno dispendio di energia assurda, quando per poter produrre un chilo d'alluminio da riciclo ci vogliono 0,7 kW per chilo. Nell'ambito di un'economia circolare della materia, quella era l'unica soluzione possibile, e non è pensabile che si possa continuare dal mio punto di vista a trovare soluzioni in questo tipo di economia estrattiva di consumo che ha già fatto tanti disastri. Francesco Michelino ha introdotto le categorie di destra e di sinistra che chiaramente intorno al tema del lavoro trovano una nuova necessità di rielaborazione di questo concetto. Io penso che i lavoratori di Portoscusa abbiano diritto ad un lavoro, ma non a questo lavoro, e questo è il nodo. Tanto più che recentemente sono stato avvicinato da un lavoratore dell'economia che mi ha fatto vedere la sua busta paga. I lavoratori dell'economia sono in cassa integrazione da 6 anni, 8 anni, non mi ricordo più, 8 anni, e hanno una busta paga che oscilla tra i 1.400 e i 1.600 euro al mese. Ho visto un po' di aiuti alla cassa integrazione pagata per tutti, si aggiunge un bonus di 600 euro che l'azienda dà ogni mese. La rappresentazione mediatica che viene fatta dell'avvertenza dell'economia non è certamente quella di un gruppo di operai che guadagnano 1.400-1.600 euro al mese, anche perché stanno continuando a lavorare nella fabbrica per manutenzione, ok? Sono pochissimi quelli che non lavorano. Quindi si pone un problema nel territorio. Qui faccio la domanda a Antonio Muro, cioè questa battaglia chi la sta conducendo? Perché il territorio non la sta conducendo, i sindacati non la stanno conducendo, tanto per la politica, e c'è la difficoltà a far comprendere che prima o poi questa economia finirà. Forse sarebbe il caso di cosa c'è? C'è senso e no. C'è senso e no, ma chiaramente già a parte la CSS. Quindi come far capire alle persone normali, che non voglio offendere nessuno, chiaramente chiamando le persone normali, ma che chiaramente hanno la necessità di avere un posto di lavoro nel luogo in cui sono nati e sono vissuti, che questo sistema non funziona più, che è venuto il momento di cambiare, e soprattutto che c'è bisogno di una mobilitazione da parte del territorio
Non ho competenze tecniche per dare valutazioni specifiche, anche se poi devo confessare il mio peccato tra i tanti che come fragile uomo posso fare. E il mio peccato è che nell'1986 decisi da studente di teologia, quasi 3 ormai, decisi col mio professore di fare una tesi sul rapporto uomo-ambiente. La mia tesi era proprio su queste problematiche nell'86. Perché da giovanetto che ero 24enne, vivendo nel nostro territorio, io figlio di pescatore, e mio padre spesso, quando tornava dalla pesca, alcuni giorni, perché stati di Sant'Antio, zona Calasente e Caroforte, stiamo parlando degli 80, ma siccome ci lavoravo anch'io d'estate con lui, e si ritornava spesso a casa con le braccia di l'acqua degli orecchi, del mare, con le braccia ustionate. E tenete conto che io sono di Sant'Antio, dove a Sant'Antio c'era la Santa Magno, ancora non si capisce perché c'è quel bolotalco a Sant'Antio, quel bolotalco, avete presente, un residuo in tutte le case. E mia madre, che è morta di tumore in 3 mesi, aveva 41 anni, lei tutte le mattine puliva il davanzale di casa, in una zona un po' alta di Sant'Antio, da questo portale della strada, ma che dava circa 300 posti di lavoro, un centinaio di Sant'Antio. E con carissimi amici con i quali ho anche discusso, qualche volta bisticciato, dice: ma tu non capisci, abbiamo il lavoro, abbiamo il solito problema di contrapporre. E questa è la cosa più grave dal punto di vista culturale, contrapporre 2 diritti costituzionali. Io non parlo solo del Vangelo adesso, dico 2 diritti che sono costituzionali: il diritto al lavoro e il diritto alla salute. Sono compatibili? Io immagino di sì, ma diventano compatibili a partire dai modelli di sviluppo. Ci sono modelli di sviluppo che contrappongono salute e lavoro, o l'uno o l'altro. Poi lavoro e allora devi pagare bene, un po' di salute ci scappa che non ce l'hai più, quindi devi essere disposto a pagare. Il lavoro lo puoi, te lo diamo, però devi essere disposto a pagare. Questo è il ragionamento che io mi sono sentito fare anche in quel lontano 86, quando discussi la tesi e mi disse questa obiezione: ma ogni forma di progresso ha anche un suo pagamento in termini di salute, e io sostengo che questa cosa è falsa, perché le tecnologie oggi sono sufficientemente all'avanguardia da garantire modelli di sviluppo dove l'ambiente è rispettato. Allora, credo che il grande problema è che ci sono delle lobby. San Giovanni Paolo II, quando scrisse dei Vangeli in video, un'altra grande enciclica sulla vita, lui diceva così, e lo sapeva, veniva da una colonia fortemente industrializzata con l'industria pesante e fortemente degradata, lui ci aveva anche lavorato da giovane, fortemente degradata dal punto di vista ambientale, della salute, eccetera. E lui nell'enciclica scrisse a un certo punto che ci sono dei poteri che progettano processi di morte, e sono quelli che con più chiarezza, poi in un linguaggio molto più diretto, Papa Francesco parla di lobby di potere nell'enciclica che controllano il capitale per produrre per alcuni
in Italia è la stessa cosa, dovrebbe essere questo trend anche in Italia. Ma quelli che si sono arricchiti, cioè la forbice si è non diminuita perché un progresso autentico fa stare bene con anche le differenze di censo, economiche, per far stare bene con tutti. Il problema grosso è che oggi questa forbice in tutto il mondo è aumentata e addirittura in Europa, che era un po' il continente dove questa forbice era un pochino più ridotta, in Europa questa forbice è aumentata in questi ultimi 20 anni e in progressione permanente, cioè non c'era ancora statisticamente la possibilità che questa forbice possa ridursi, cioè i pochi ultra ricchi che hanno dei capitali giganteschi attraverso le multinazionali e la pletora di persone, ci siamo un po' tutti in questa seconda fascia, che invece è aumentata e la forbice, la distanza tra quelli che prendono poco e i pochi perché prendono poco, anche in Europa è aumentata, ed era il continente dove questa distanza, questa forbice nel Novecento si era un pochino ridotta per poi aumentare enormemente. Mi permettete, ma tanti anni fa conobbi un torronaio che ha girato tutta la Sardegna, faceva il torrone e lo metteva. Era forse un settantenne e in questa festa a Monti, zona verso tra lo Zilesio a Monti, non hai di queste sagre paesane piene di bancarelle, prodotti tipici di gente che aveva lavorato una vita per quel tipo di prodotto. Questo è un tornaio. E lui, io giovane sacerdote, invitato lì per la festa, allora mi avvicinò a conoscere e lui parlò con orgoglio, questo settantenne, con orgoglio del suo lavoro, no? Poi non so se le analisi mediche dicono che il torrone inquina, il torrone è buono, è buono. Allora, la cosa bella è che questo torronaio piangeva dicendomi che 9 figli, tutti laureati. Andava con l'orgoglio che dice, giro tutta la Sardegna, faccio un lavoro da passato, mi alzo presto la mattina, poi ci sono i periodi dove sto a casa per fare il torrone, poi orgoglioso che con quel mestiere, con quell'arte poi aveva fatto laureare 10 figli, 9 figli. Lui piangeva l'orgoglio di un uomo, no? Ma così in Sardegna abbiamo un'infinità di persone così, Si è citato Ottana. Io lo passo spesso perché adesso il nuovo impegno che ho per girare la Sardegna. Quando quell'industria per qualche anno sembra aver funzionato, il territorio era un po' discreto, adesso quella superstrada è una piena perché poi il problema grosso è questo, che certi modelli industriali una volta che lasciano il territorio lo lasciano devastato e questo è innegabile, cioè, non c'è innegabile questo fatto. Allora cosa fare da questo punto di vista? Io credo che nell'enciclica ci sono dei riferimenti precisi. Intanto riassumere la responsabilità politica di ogni cittadino, che non è delegabile in toto a chi amministra. Cioè, quello che era il cosiddetto senso civico dell'enciclica parla di ecologia integrale e allo stesso tempo parla di educazione integrale, che non vuol dire sapere solo i concetti. E allora ci sono dei riferimenti nell'enciclica, per esempio, a tutti i modelli educativi, dove se non diamo spazio al confronto, ma nel partire dalle scuole, nelle scuole, in riprendere quella che è l'educazione al senso civico, e quella è la vera politica, che poi diventa amministrativa. Il politico non è che amministra, lui è delegato come
persona politica, è delegato da tutti i politici che sono i buoni cittadini che si impegnano, pensano, riflettono, condividono, combattono, si confrontano tutti i cittadini. Tutti i cittadini. E solo che in questo dobbiamo rieducarci tutti, anche noi. Dobbiamo riappropriarci di quello che è la capacità di sentire anch'io, cittadino, la responsabilità della mia città, del mio territorio, e sentirlo come una responsabilità da condividere, da mettere in comune, la condivisione in un sistema democratico, superando le logiche di destra, di sinistra. In fondo Giorgio Gaber era uno di sinistra, che cos'è la destra, che cos'è la sinistra, una bellissima canzone che fa riascoltare a tanti. E comunque il Papa dell'enciclica parla di ecologia integrale, cioè che cos'è l'ecologia integrale? È pensare che questo pianeta, poi io non entro nel merito della fede di chi crede che è creato, che l'universo è creato da Dio oppure no, questo è un problema che non ci riguarda in questo momento. Questo magari riguarda me che credo in questa cosa qua, ma non è importante chi l'ha creato, intanto c'è questo dono. E il Papa parla, non solo lui, ma anche Giovanni Paolo II, parla di una creazione che ci è donata. Noi non siamo i possessori, se vogliamo usare un linguaggio industriale, siamo degli amministratori delegati che hanno la responsabilità di gestire il bene comune, gestire per il bene comune. Il bene comune non è solo quello di oggi per me e questa mia città, il bene comune è quello per la mia città, il mio territorio, ma anche per il futuro. Cosa lascio? Cosa lasciamo ai figli, ai nipoti, alle persone? Cosa lasciamo? Quale terra lasciamo? Quale terra lasciamo? Vero? E la seconda responsabilità che abbiamo è quella di custodire. Capite che dentro questa parola custodire dentro certi modelli di sviluppo fa a botte, eppure noi siamo chiamati a custodire un bene che è per tutti, che non ci appartiene in modo totale, ed è da custodire per lasciarlo, per non sentirlo. Mi sembra tanto quella fatica che fanno quei genitori che un po' alla volta mettevano da parte qualcosa per poi comprare il corredo per la figlia o per il figlio per il matrimonio. E il Papa allora dice: per il bene comune, custodendo e poi ancora valorizzando. Capite? Qui ci sono, ecco perché vi chiedo, certi modelli di sviluppo, io faccio così una domanda, perché poi posso vedere io, quindi le domande quello che succede. Però la mia domanda che voglio lasciare è questa: i modelli di sviluppo attuali sono modelli quelli che investono nel nostro territorio interno, la Sardegna? Sono modelli che sono per il bene comune? Quindi per l'oggi del nostro popolo e per il domani? Secondo, questi modelli di sviluppo garantiscono la custodia della vita umana e dell'ambiente che la vita umana vive? Terzo, questi modelli di sviluppo garantiscono la valorizzazione della vita umana e dell'ambiente dove questa vita umana vive? Se la risposta a queste tre domande è sì, che garantisce questi modelli di sviluppo sono utili, ma se la risposta è no a queste tre domande,
pensioni non sono rispettate, qualsiasi sia il modello di sviluppo non è adeguato secondo l'enciclica, secondo il Papa. Voi che dice anche secondo me, non solo il Papa, penso anch'io, condivido questa ipotesi di lavoro. La concludo con una piccola una battuta. Ma ve l'immaginate? Provate a pensare, non so se siete sposati, moglie, marito, comunque compagno, compagna, fidanzata. Quando, soprattutto quando si è giovanotti e un ragazzo o una ragazza, dai un sciame. Io mi immagino se un ragazzo dovesse dire alla sua ragazza, dai un sciame. E dove andiamo? Io faccio una passeggiata nei fanghi rossi. La ragazza che fa? Ciao, mi cerco un anno. Scusate, quando cerchiamo qualcosa di insignificativo per le scelte della vita, io sto vedendo una cosa curiosa. Io da prete, perché ho celebrato tanti matrimoni, ma lo vedo anche per chi sceglie di sposarsi civilmente. Una delle cose bellissime è che le persone che vogliono vivere un momento fondamentale della propria vita, religiosamente, civilmente, questo secondario, scelgono delle location che siano belle. Quando vengono da vedere, vogliono una chiesa che sia bella. Quando vanno dal sindaco o dal suo delegato, vogliono una location che sia bella. Difficilmente verrebbero dal sindaco a chiedere: vorrei celebrare il matrimonio nei fanghi rossi. Penso che si dice si manca. Forse proprio per far vedere che no, capite, noi abbiamo bisogno, scusate se lo dico, forse estremizzando, noi abbiamo bisogno della bellezza dell'ambiente quanto abbiamo bisogno del pane, e dobbiamo rieducarci alla bellezza, e dobbiamo rieducare, secondo me un'educazione integrale come l'ecologia integrale ha bisogno di rieducare alla bellezza. Se non facciamo questo noi vivremo, forse arriveremo in lavoro, forse, chissà, ma seppure ci fosse un certo tipo di lavoro, ma l'ambiente e le condizioni di vivibilità non fossero belle, la vita, uno si domanda che senso ha, ed è la domanda principale che il Papa fa all'inizio dell'enciclica: perché facciamo così? Perché questo modello di sviluppo, i capitalisti di una certa fascia keynesiana di economia di un certo genere lo sanno molto bene, devo arricchire il più possibile, lo sanno molto bene, ma poi perché il lavoro? Perché si deve lavorare? Si deve lavorare per vivere, perché c'è una famiglia da mantenere, ma bisogna, il lavoro deve garantire e l'ambiente deve essere garantito per una vivibilità che generi bellezza. Non sappiamo vivere senza bellezza, siamo dei morti viventi senza bellezza. Cioè, veramente, guardate che alcuni territori, tra i dati precisi, ma il nostro territorio vive un altro problema gravissimo dal punto di vista della salute, la depressione delle varie forme. Alcune da stress, eccetera, ma guardate che i modelli ambientali inducono a un modello di salute. Un bel ambiente mi fa stare. Quando io ricordo, io sono stato recuperato per una deficienza alcune volte, in qualche ospedale dove sono stato ricoverato, seppure la malattia era la stessa, stavo bene perché l'ospedale era più brutto. In quell'ospedale dove anche la bellezza dell'ambiente ti aiuta. Allora credo che l'enciclica
non fa altro che sintetizzare ciò che sta alla radice dell'umanità. Una vita che sia dignitosa per sé e per tutti, una vita che ha bisogno di bellezza, e il creato è bello. Ho chiesto gentilmente di poter parlare rubandovi un minuto per dire che questa battaglia sull'ambiente, sul territorio, la salute e il lavoro è una battaglia culturale. Noi abbiamo necessità di capovolgere quei valori che purtroppo sono stati capovolti da un modello di sviluppo sbagliato. Vi hanno spiegato i relatori quando io sottoscrivo. Sapete quanto è difficile parlare con dei lavoratori i quali ti dicono apertamente: preferisco morire che non rimanere senza lavoro. E mi ricordano: ma sai cosa vuol dire in Sardegna che il capofamiglia torna a casa e dice alla moglie e ai figli: sono stato licenziato? Vuol dire morire. Allora dobbiamo aiutarci, e lo dico perché siamo critici alle manifestazioni, dove abbiamo avuto il deserto, a Domus Novas non c'era aperta una finestra. I sindaci contro, i lavoratori contro, li ho fatti avvicinare dal segretario della FIOM perché sono americani. Volete parlare con noi? No, vosaltros ci volesi affamare e si volesi a rovinare vostè. Su traballo del nostro e gusto e basta. Allora, se noi non mettiamo in atto una strategia che convinca quegli operai e la popolazione che è possibile un'alternativa di lavoro, a Brescia ci sono riusciti. Quella fabbrica che faceva le palme a forma di farfalla e ha ucciso e distrutto tanti bambini, oggi produce altro, produce addirittura, mi dicevano, protesi per i bambini. Allora, perché noi in Sardegna non ci dobbiamo riuscire? La testa, cioè la politica, ce l'ha detto, ce l'ha ricordato bene Massimo D'Alea, anche questa giunta di professori ha preso questo abbaglio che questo tipo di lavoro deve essere garantito fino allo stremo, nonostante la zona di Portoscuso del Sulcis è all'apice dei cancri, ogni famiglia ha già un morto. La sindaca di San Giovanni Suerta ha scritto da poco sull'Unione Sarda: sono stufa di fare i funerali dei miei concittadini. Cagliari, che sembra protetta, invece Cagliari ha un alto indice di cancri perché respira l'area di Sarocco e l'area di Casici. Il Casici fino a ieri rifiutava di fare la differenziata e voleva il carnevale per poter macinare. A mezzanotte, fino a poco tempo fa, all'1, alle 2, scaricavano in mare la più grande porcheria. Ci sono i verdali dei carabinieri messi a tacere. La SARS solo nel 2007 ha messo i filtri nelle ciminiere. Fino al 2007 ha buttato in atmosfera tonnellate di polveri sottili. Ebbene, io l'ho scritto, il sindaco di Sarò, che è medico, 10 anni sindaco ininterrotto con i 3 anni obbligatori, bene, continua a dire è tutto a posto, sono sotto controllo dal 2007 e poi
scusate, ma perché i sindaci costringono i nostri bambini, il sindaco di Sarò, il sindaco di Capoterra, a fare la festa nella natura dell'ambiente, con i palloncini scritti Saras, con le magliette scritti Saras, e ultimamente, cosa vergognosa, gli hanno dato la scatoletta per raccogliere le cicche. Questo è entrare nel cervello della gente e dire: guardate che noi non siamo individui. Saluto anche Marci Rossano, che insieme al CSS, insieme a Socius, ha fatto questa bellissima iniziativa, ma voglio salutare i due sindaci perché questa iniziativa la vogliamo ripetere nei vostri comuni, prima di tutto a Carbonia, poi anche a Selli, perché qualcosa io nella memoria, ho 70 anni, vi devo dire, perché il primo illuminatore di Asselli era, lo posso dire adesso che è morto, va bene, il dottor Guido Casula, che era il responsabile di tutta la Grecia, diceva lui se c'erano i valori o se c'erano, ha falsato per anni i valori di ciò che la Bianca gettava nello stadio di Santa Gina, e adesso gli fanno il monumento e bisogna incensarlo. Ma come questi grandi uomini di scienza, ne citava uno lo volete capire, è una questione di cultura, ci dobbiamo liberare e dobbiamo dire in faccia a questi soloni: andatevene via, perché l'ultimo messaggio, l'ultimo contadino, l'ultimo nostro pastore è migliore di voi, e noi voteremo questi. Voi professori ve ne dovete andare. Devo chiedere perdono a Giancarlo Belisari, che è un contadino di Panegiano, che deve buttare quello che produce perché è avvelenato, e lui ha dovuto spostare la sua azienda perché tutta quella zona è tutta illuminata. Quindi diceva Pensa nel passaggio: quanti posti di lavoro sono stati bruciati? Io dico ai lavoratori che mi contestano: i pescatori sono lavoratori, i contadini sono lavoratori, gli operatori turistici sono lavoratori. Voi siete una minoranza che prendete per 8 anni, e dimostrate anch'io, cioè le buste paga, prendete 1.600 euro, non siete poveri, siete gente pagata perché spuntini l'inquinamento in Sardegna. E voi, che io dimostro scientificamente insieme a Michele e tutti, che quella fabbrica non solo deve essere chiusa, ma deve essere cancellata, perché è una fabbrica che produce morte ed è fuori mercato. È fuori mercato perché compra la bauxite e la
sindaci che sono qui oggi presenti, per cui sia il sindaco di Mercola con la Massina che il sindaco del segretario Gruppo, io vi inviterei insomma a intervenire brevemente, ci fa molto piacere che siate qui, rappresentate due comuni che sono eredi di una tradizione industriale, quindi buonasera e grazie per il citato la possibilità di dire le parole, grazie per ascoltare e in realtà l'ho ascoltato e con grande interesse le vostre parole sto uscendo arricchito e anche incuriosito, mi hanno colpito molto alcune parole. Io queste ultime ore ho pensato alla Sardegna, ho pensato delle zone impervie, semplicemente la zona che porta verso Cavoli e Lodine, e ho pensato alle parole di e ho pensato alla differenza che ho trovato in quelle ore, in quel tragitto, mentre ho pensato a ciò che provo quando mi affaccio verso Portovesme, ho passo andando a Santa Margherita, vicino a Sarò, eccetera, quindi con sostanziali differenze, la bellezza veramente ti arricchisce. E mi ha incuriosito invece il dato che ha citato Vito, ovvero sono felice ovviamente per loro che percepiscano uno stipendio, ci mancherebbe, ma mi preoccupa come fatto è la serie che sono 7.000 risultati che battono tutti i giorni alla porta del sindaco sperando di avere ogni 6 mesi per 2 o 3 mesi 200-300 euro. Io non so quasi mai chiedere come uscite, come riescono queste persone ad andare avanti. Noi stiamo giusto cercando di contenere l'emergenza alimentare, perché siamo a questo livello. Mi è dispiaciuto, avete parlato di cultura, ed è la cosa più importante la cultura, perché mi fa male sapere che un uomo come Angelo Cremone venga vessato dalle persone a cui secondo me va il suo pensiero, va il mio pensiero, va il pensiero di tutte le persone che hanno parlato qua. Noi ci stiamo preoccupando per la loro salute e per l'ambiente e per il lavoro. Io vi dico che ho a che fare come Paolo, come tanti che si occupano di sociale, con il malessere di chi non ha il lavoro, e perché chi non ha il lavoro perde pian piano la salute, forse entra in depressione. Però io devo dire che se dovessi scegliere qual è la priorità per me, viene prima la salute, e allora in base alla salute allora io devo pensare qual è il lavoro che noi possiamo dare ai nostri cittadini. Anche io quando ho espresso la mia contrarietà per la ripartenza di Alcoa, di una mina, mi hanno scritto tanti lavoratori abbastanza tirati, perché ho semplicemente fatto notare, ecco, io pensavo che loro fossero contenti, oppure che mi chiedessero bene, ok, però dateci delle alternative, proponete delle alternative. E invece loro erano i primi ad essere ammirati, e questo mi ha insospettito, mi ha turbato e mi è dispiaciuto. Mi sono reso conto che lì ci saranno reparti
io con grande sorpresa e piacere, no? Piacere che ho trovato qua il mio vecchio parroco che ci ha lasciato e parto da una sua battuta, parto da una sua battuta, la passeggiata, l'invito a uscire del fidanzato del moroso clamoroso. A me è successo veramente. A me non è stato chiesto di andare a fare una passeggiata nei Fatti Rossi, ma a metà degli anni 80 ero liceale, ero fidanzata con un futuro ingegnere chimico e mi portavo la sera ad ammirare i fumi dell'Euracomina illuminata di notte. I fumi aumentavano di notte, erano neri, erano spessi. Ma la mia storia io invece terrorizzata, infatti la storia non è andata avanti. E poi ho preoccupato anche una cosa seria di Don Antonio, il confronto. L'importanza del confronto e di educare al confronto già dalle scuole elementari, secondarie, all'asilo. Io sono reduce non a caso, perché ieri c'è stata una convention a Carbonia dalle 3:30 del pomeriggio fino alle 9. Sono uscita ero stravolta, erano tutti organizzati, dicono dalle RSU, in realtà è una bella organizzazione, non avevano certo questo modesto ambiente, se posso dire, ma nella sala conferenza dalle miniere di Carbonia, con tanto grupuscolo, io non avevo passato che riportano le relazioni di ciascuno dei relatori presentati, erano 8 relatori, tutti super titolati, ci volevano 5 minuti prima per snocciolare tutti i titoli. C'era il dottor Franco Beoli, c'era il dottor Ingegner Mistretta, c'era il professor Antonio Viola, dei chimici, perché hanno parlato dell'utilizzo del fango rosso e quindi di economia circolare, perché l'economia circolare, il fine ultimo non è solo produrre rifiuti, ma riutilizzare i rifiuti. E in questi
lavoratori dell'AIA, sono 1240 lavoratori che non perdono stipendio da 9 mesi, e tutti però si occupano solo da 20 anni degli operai delle valline, che sono però sono 3.000 e passa tra diretti e piloti. Allora il sindaco si deve porre per dare lavoro. Io non vorrei essere messa all'angolo per stare lì nel conflitto tra salute e ambiente e lavoro da una parte, perché effettivamente i lavoratori dicono questo, che preferisco morire lavorando che mangio invece che di una volta mi chissà se avviene, insomma, di morire senza lavoro. E allora io vorrei un confronto e vi invito a sostenermi, invito Colchini come moderatore, Don Antonio, magari tornarsi alla società, dire quello che ho sentito, e dottor Migaletti e dottor D'Andrea, non so neanche scritto D'Andrea. E la CSS sarebbe il nostro ospite veramente per dopo Pasqua, io penserei. Io per incoraggiare il sindaco di Carboni, per dargli subito delle informazioni, in realtà per quanto riguarda i dati dello studio Sentieri, spero di averlo detto in maniera garbata, lo studio Sentieri per quanto riguarda il SUCIS di Iglesiente si rifà solo ed esclusivamente allo studio Sentieri del 2011, perché appunto non è stato aggiornato nel 2014, perché l'aggiornamento presupponeva anche avere quelli che erano delle informazioni sui tumori, cosa che già c'era nel 2011. Allora, sì, c'era quello che si sarebbe dovuto arrivare allora per poter avere quei dati che poi servivano all'Istituto Superiore di Sanità per poter avere poi dei dati ancora più aggiornati. Gli unici dati che poi emergono, queste vi leggo le testuali parole, per uomini e donne, per esempio un eccesso di mortalità per le malattie dell'apparato respiratorio, tumori del polmone di eccesso, si rileva infine un eccesso di mortalità per le condizioni morbose perinatali, che vuol dire praticamente che i bambini del SUCIS muoiono più che i bambini di altre zone. Okay? Quindi questo è un dato estremamente importante, per cui sapere queste cose per un sindaco che amministra, perché il sindaco è l'autorità sanitaria più importante del comune, è importante. Poi per quanto riguarda un'altra cosa sui fanghi rossi, i fanghi rossi in realtà sono, che lo si voglia o no, dei tenori. Questo per direttiva europea e anche per decreto legislativo europeo. Che cosa vuol dire in italiano? I tenori sono delle materie che seguono un processo di lavorazione in cui il contenuto di uranio 238 e di uranio 235 aumenta. Okay? Cioè c'è una maggiore concentrazione. Questi qua dovrebbero essere trattati prima di poter essere conferiti in scarica come bene fatto normalmente. Per cui giustamente non ci si deve andare né con il fidanzato né con la fidanzata, ma bisognerebbe amministrare in maniera legale almeno. Quindi questo è un concetto altrettanto importante. Vorrei dire un'altra cosa che forse non è diversa. Noi in Sardegna stiamo seguendo queste criticità ambientali industriali, ci stiamo dimenticando del fatto che comunque l'80% di ciò che noi mangiamo attraverso la grande distribuzione viene da fuori.
Dobbiamo porci, se abbiamo un modello di sviluppo da inseguire, ci dobbiamo porre il problema di dare di nuovo valore allo suolo, e quello è l'unica cosa. Leggevo da poco un libro, poiché mi interessate con la piattaforma di Rousseau, quando Rousseau fece diciamo una proposta per la costituzione della prima repubblica indipendente d'Europa in un periodo di assolutismo monarchico, che era la Costituzione per Corsica, disse che praticamente il commercio creava la ricchezza, però l'agricoltura dava la libertà, e quindi era questo il consiglio che Rousseau dava ai corsi. Quindi spero che qualcuno lo riproponga in Sardegna. Non vorrei accusare della nostra pazienza, però due considerazioni a proposito dello studio epidemiologico Sentieri. Come diceva Vincenzo, lo studio epidemiologico Sentieri si ferma al 2011 e riguarda solo esclusivamente due territori della Sardegna, quelli cioè che sono iscritti all'interno del sito industriale di rilievo nazionale, che sarebbero Sulcis di Gresiente e poi la zona di Porto Torres. Il problema però è un altro, non è solo questo, e quindi quello studio ha evidenziato l'incremento dell'incidenza della patologia tumorale, delle patologie a carico dell'apparato respiratorio e così via. Il problema che noi dobbiamo porci è, nel frattempo, dal 2011 ad oggi, l'inquinamento e quindi anche l'andamento della patologia tumorale, come è andata? C'è stato un incremento? Si è ridotta? Noi non sappiamo niente. Non solo, ma guardate bene che in Sardegna non esistono soltanto i due siti industriali, il Sulcis di Gresiente, il Sulese e Porto Torres. È a Chievara, è a Quirra, è a Tossino, è a Ottana, è alla Maddalena. Molti di noi sono anni che chiedono non solo l'istituzione del registro dei tumori, ma che chiedono che sia fatta un'indagine epidemiologica e ambientale che prenda in considerazione l'intero territorio regionale. Noi non sappiamo qual è stato l'andamento dell'inquinamento, non sappiamo qual è stato l'andamento di tutti questi anni delle diverse patologie. Noi potremmo essere seduti su un disastro ambientale di dimensioni incredibili e nessuno però è in grado di dirci niente. La giunta regionale è sollecitata più volte su questo, non ha mosso un dito per istituire una commissione autonoma di livello internazionale di assoluto valore scientifico che porti avanti un'indagine epidemiologica e ambientale sull'intero territorio della Sardegna. Quindi noi ragioniamo su che cosa? Su dati veri e parziali. Noi dobbiamo chiedere invece che di ragionare, di essere informati su quella che è la vera condizione che noi viviamo. E questo forse Franco Meloni dovrebbe saperlo più di molti di noi. Fammi caldo dalle nostre. Buonasera, ringrazio ancora i relatori che hanno aggiunto qualche tonnellata al quadro drammatico che parla di un disastro economico, sanitario, ambientale, di Sulcis. Diventa paradossale come ha giustamente ricordato la signora sindaca di Assisi, di Carbone. Un sindaco è la scusate, che di fronte a tutto questo, nel procedimento autorizzativo, l'unico che ha detto no è stato il sovrintendente ai beni culturali, ambientali,
isolato di senso, è stato lasciato solo da tutti coloro che avrebbero dovuto esprimere ben altre riserve su argomenti quali la nostra salute, il futuro di quel territorio, le attività economiche, le altre attività economiche che da tempo hanno creato, si ritrovano in un deserto di inquinamento impossibilitati a continuare la produzione. Bene, questa è la situazione, però possiamo trarre anche un insegnamento: non succederà più, perché la Giunta, onde evitare che rischi di questo genere possano ripetersi, e che qualcuno si ricordi anche che esistono leggi alle quali che bisogna rispettare e alle quali anche la controversia, facciamo l'inchino, deve attenersi, la Giunta ha il 23 marzo fatto una delibera con la quale d'ora in poi si sottrae alla pianificazione del piano territoriale paesistico tutta una serie di aree industriali che prima, essendo aree costiere, erano soggette alle previsioni della pianificazione regionale. Adesso non più, per cui con questa delibera per cui non succederà più che un progetto come quello della ripresa produttiva dell'Eurallumina, che certo riassumerà gli operai, darà lavoro a chi ha sempre lavorato in quel settore, continuerà a produrre fumi, fanghi rossi, eccetera, eccetera, possa essere ostacolato da un dirigente dello Stato che però sa per quale ragione è stato messo lì. Quindi la Giunta ha già preparato la delibera. Voglio brevemente intervenire su alcuni altri punti. Prendo lo spunto da quanto è stato detto precedentemente e eviterò di riprendere quanto è già stato presentato in maniera egregia. Allora, la Proves mette porta al lavoro, certo, ma ci siamo chiesti, non ci sono alternative? Non ci sono alternative? Qualcuno di voi ha mai sentito parlare del parco geominerario della Sardegna, istituito nel 2001, cioè 16 anni fa, regolarmente finanziato dallo Stato, che ha in cassa milioni di euro? Qualcuno stamattina mi parlava di 13 milioni di euro da spendere per far funzionare il parco e che non si riesce a spendere perché la politica regionale, sulla quale abbiamo già espresso qualche valutazione, ostinatamente mette a dirigere il parco persone che hanno il compito di non far andare avanti niente, perché se qualcuno scopre o se si desse impulso ad altre attività, alla valorizzazione del patrimonio minerario, dell'archeologia industriale, del paesaggio, dell'archeologia, perché guardate bene, non è un parco che comprende solo le miniere, è un parco storico, ambientale, archeologico, minerario e geologico. Quindi ogni risorsa del territorio potrebbe essere messa in valore e diventare oggetto di
chiusura, che è il progetto del parco geominerario che riguarda non solo il Sulci di Guesiente, Guspinense e Fluminense, ma riguarda tante aree del paese della Sardegna, ha in sé ben altre potenzialità, e guardate che si è riusciti ad affossarlo deliberatamente, perché il merito a questo progetto fa tutto la regione, prima attraverso l'IGE. Una sola considerazione: ma com'è che tutti i dirigenti di tutti questi enti sono tutti indagati, compresi quelli dell'Euralumina, per affari poco chiari, danno ambientale, il riciclo dei rifiuti, eccetera? Ma non ci mette in allarme tutto questo? A me sinceramente sì. Vi prego, perché vi voglio leggere solo una dichiarazione e finisco. Dunque, scusate, capisco. Allora, il fatto, perché le cose vanno così, il fatto è che di fronte a emergenze di occupazione del reddito, l'istituto italiano sbagliato è di esercitare un vero e proprio accanimento terapeutico a favore dell'impresa in crisi, anche quando le prospettive di mercato sono improbabili o nulle. Sono interventi che producono risorse pubbliche e preziose e, creando false aspettative, consumano il futuro. Professor Francesco Piglia, il 31 agosto 2012 sulla Nuova Sardegna. Grazie. Sono stata iscritta all'ufficio e avrei un minuto. Allora, io stasera sono venuta perché volevo sentire, volevo avere delle novità. Di fatto è anni e anni che noi lottiamo su questi temi. Stasera ho pensato che ancora una volta non arriviamo a conclusione. Continuiamo a portare ai territori questa lotta drammatica, però non riusciamo a fare una proposta. Allora, io dico che noi dobbiamo uscire dalla ritualità, quindi cosa proponiamo? Perché intanto il sistema politico, abbiamo un sistema che dice ma è una pseudo-destra, una pseudo-sinistra, che poi si sono fusi in un partito unico. Siamo di fronte a un partito unico che comunque va da le elezioni, vincono e continuano a portare avanti questo progetto. È il progetto della distruzione del nostro ambiente, consumano il nostro territorio, ci avvelenano la vita, stanno spopolando, sono responsabili di tutto, stanno chiudendo gli ospedali, stanno chiudendo i servizi essenziali e così via, che vuol dire che stanno promuovendo lo spopolamento. Queste scelte stanno galoppando con una velocità veramente molto impressionante. Per cui io chiedo al nostro ambiente, perché oggi vedi numerosi fantastici, ci incontriamo quasi tutti nelle lotte territoriali e anche stasera ci siamo incontrati, questa è una cosa straordinaria, buona, eccetera. Ma noi dobbiamo uscire da questa ritualità. Dobbiamo fare una proposta possibilmente unitaria. Dobbiamo cercare di mettere insieme le forze che contrastano questo sistema in concreto. Non possiamo più raccontarci queste storie all'infinito, anche perché io sono preoccupata per quello che sto indicando e vorrei vedere anche il sole sorgere, come si dice. Noi continuiamo a insistere sul fatto che facciamo questo per il futuro dei nostri figli. Sarò egoista, però io vorrei vedere qualcosa di questo. Rispetto alle rappresentanze istituzionali, mi scuso se sono molto franca come mia abitudine, ma bisogna smetterla di puntare sempre il dito fuori. Questo possiamo farlo noi che siamo fuori, ma quando siamo dentro le istituzioni bisogna fare lotta dentro le istituzioni e chi è in maggioranza deve fare
in modo molto culto, perché poi in altre situazioni ci siamo scontrati sui temi ambientali, ci siamo scontrati sulla questione del calcio. Quindi bisogna uscire da questa schizofrenia per quanto riguarda i rappresentanti istituzionali. E noi, perché oggi sono rappresentanze territoriali, tutto bellissimo, poi i relatori sono sempre fantastici, quindi è sempre un piacere sentire, però è arrivato il momento di fare proposte nette, chiare, alla luce del sole. Grazie. Buonasera a tutti, dottore Musca, di Citro. Io vorrei giusto fare un'osservazione, anche riallacciandomi alle alcune parole pronunciate dal dottor Guerrieri. Visto che è intenzione di proseguire queste azioni nel territorio sardo, e quindi è anche doveroso allargare il discorso e non limitare le problematiche semplicemente a Portoferro. La questione quindi che dobbiamo porci è questa. Intanto questo sistema qua chi lo alimenta? E questo sistema qua va avanti per due cause, per due ragioni fondamentali. La prima è la speculazione fine a se stessa e l'altra va avanti perché noi lo alimentiamo con il nostro modello di riferimento. Quindi è anche doveroso, fatte salve tutte le questioni sollevate oggi e le accuse contro le multinazionali e i sistemi di potere che speculano e devastano il territorio, è doverosa anche un'azione volta invece a rimettere in discussione quelli che sono i nostri modelli di riferimento. Perché se noi abbiamo la pretesa di continuare a comportarci come ci comportiamo, pensando che sia sufficiente chiudere una fabbrica per spostarla da un'altra parte, allora forse stiamo sbagliando qualche cosa. Il nostro modello di riferimento non è sostenibile, questo penso che sia chiaro, non lo dico io, si dice da anni, ma è necessario quindi rimettere in discussione. Ho ragione Claudio quando dice di andare avanti e incominciare a parlare di temi. Parlare di temi significa confrontarsi realmente sulle proposte, scontrarsi, cercare di fare gruppo veramente, perché qua c'è bisogno di un'azione politica forte e non basta più la denuncia, bisogna che ci sia l'assunzione di responsabilità da parte di tutti quanti e bisogna che ci sia un richiamo di responsabilità anche ai cittadini, ma il semplice richiamo di responsabilità non porta tanto lontano, perché richiamarsi alla responsabilità cosa significa? Noi oggi abbiamo dati che ci dimostrano che ci possono aiutare a trovare delle soluzioni, a preparare un progetto. Io ho un piano di sviluppo, se mi permette, io lo cancellerei, mi sta indigesto questo nome qua che viene usato, sviluppo di che cosa non lo so. Quindi abbiamo gli strumenti per progettare una società diversa, una società, se vogliamo, anche più equa, che sia compatibile con l'ecosistema, perché abbiamo ormai la conoscenza della tecnologia. Tutto Durkheim diceva giustamente, citando qualche bambino, noi non sapevamo, noi oggi sappiamo, però dobbiamo operare con intelligenza e soprattutto con intelligenza, perché se ci manca questa, ogni progetto diventa fallimentare. Abbiamo necessità di ragionare, quindi passare al momento successivo, perché la responsabilità ce l'hanno
io non ho una visione negativa della giornata di oggi, nel senso che per me c'è un segnale molto importante, che è quello che mi sembra che una certa discussione si sta ampliando su diversi piani, sta abbracciando altri settori. Devo dire che io non avrei mai pensato prima di discutere di queste tematiche con un sacerdote, non so esattamente che ruolo abbia, però finora questo tipo di possibilità non lo ha esagerato, non mi ricordo. Cioè, questo per me è un segnale che dobbiamo raccogliere, perché in realtà abbiamo lavorato sempre su campi completamente diversi, con modalità diverse, e devo dire che questa convinzione nasce anche dall'entusiasmo che mi è sorto. Lunedì avevamo una ulteriore manifestazione a Dosnova contro la fabbrica di Bologna e lì per la prima volta abbiamo utilizzato delle parole pronunciate dalla Papa contro i fabbricati di morte. È importantissimo. E per la prima volta abbiamo fatto un passo all'interno del paese. Ci siamo finalmente, abbiamo visto la gente uscire dalle case e tentare un confronto. Non era sicuramente dei più tranquilli, però si è limitato a un confronto verbale. E l'unica possibilità di discussione reale c'è stata con il parroco. Quindi per me questi sono segnali importanti. Forse la Chiesa finalmente sta uscendo fuori dai suoi spazi chiusi, o forse anche noi stiamo iniziando a guardare all'interno di un mondo nei confronti del quale per la storia passata eravamo abbastanza diffidenti. Ecco, su questo terreno io credo che siano dei passi importanti nella speranza che certe tematiche finalmente possano iniziare ad ampliarsi e avere una partecipazione maggiore, che non siano gli stessi, e realizzare quindi forse una maggiore democrazia partecipata, per farla vedere. Grazie a tutti. Allora, io sono convinto con computer che quando apri troppe finestre si impalla. Gli stimoli che abbiamo avuto oggi sono stati tanti e tali che non riesco più a tenere un po' per capire. Parto dal primo concetto: cultura. Bene, per chi legge come me tanti libri, perché piace di leggere, no? Io sono contro la cultura. E voi mi direte come si è contro la cultura? Perché sono contro la scolarizzazione, sono uno che è stato scolarizzato, sono uno che è stato schiavizzato, che attualmente ha solo la consapevolezza di essere schiavo, ma non è ancora libero, e mi sento ancora un individuo di iure e non de facto. Attenzione, noi qui dentro stiamo riproponendo un modello culturale tra schiavi. Vi suggerisco di leggere Modernità liquida di Bauman e forse riuscirete a capire meglio quello che sto dicendo. E chiudo velocemente che le rivoluzioni culturali non nascono dalla cultura imperante, ma nascono e crescono fuori dalla cultura imperante. E se noi non facciamo questo quarto di qualità che passa attraverso il sapere, la consapevolezza, che poi diventa coscienza, noi non andremo mai da nessuna parte. Grazie. Buonasera, sono Riccardo Cortina, sono imprenditore agricolo. Cioè, come imprenditore io vedo una devastazione delle campagne, un abbandono totale. Cioè, non c'è un programma politico serio, ma non da adesso.
No, cioè io parto dal che fare, cioè io qui sono tornato a casa, questo è il territorio dove io dal 1974 ho fatto delle battaglie insieme ai miei abitanti. E il che fare l'abbiamo fatto quando è stato messo in discussione anche questo ponte che vedete qui come il San Michele. Con San Michele, dove c'è la parte mangiata dalla Camera, dovevano nascere come torri altri rendimenti che cosiddetta la borghesia cagliaritana voleva comprarsi e vendere nel mercato. Ecco, quando c'è stato questo, cioè c'è stato un atto di indignazione da parte nostra, da parte degli abitanti, da parte, cioè, quella parte cosciente, eccetera, e abbiamo cercato di vedere le esigenze nostre, le esigenze dei cittadini, le istituzioni che erano presenti, le scuole, le parrocchie, e abbiamo fatto una grande battaglia, abbiamo vinto. E sono stati cambiati i piani regionali, anzi la nostra battaglia ha contaminato un po' anche Monteclaro, perché Monteclaro, non so se ve lo ricordate, ma era previsto di fare un utilizzo sportivo per il golf. Era l'assessore Silvestri, e anche quel progetto lì fu, grazie a un nostro impegno, grazie anche all'impegno dei cittadini, degli abitanti di La Vega, fu combattuto e fu fatto un'altra cosa. Cioè, il che fare noi lo sappiamo, cioè, noi oggi, cioè io sinceramente, per me oggi è stata una giornata ben spesa, ci sono delle ripetizioni, certo ci sono delle ripetizioni, però ci sono anche, diciamo, di questi momenti, noi abbiamo necessità. Allora, il che fare? Il ragionare, il cercare di metterci assieme, il cercare di ricordare questo nostro sapere, questa nostra consapevolezza, questa progettazione che noi abbiamo, e portarlo con la mente della gente, perché non possiamo essere noi che critichiamo gli altri che si assumono, si arrogano il decidere di parte nostra e noi poi decidiamo per gli altri. Per cui le cose sono, torniamo, cioè da dove siamo partiti. Tornare dove siamo partiti significa rimettersi in discussione e cercare un attimo di rifare il punto e riprendere a fare, una volta si diceva propaganda di massa, di fare, iniziare a mobilitare le persone su obiettivi, cioè semplici, che sono per Porto Scudo, se è il problema, che non è un problema, Porto Scudo non è che non hanno mai finanziato le bonifiche. Il risultato è che più soldi mettono per le bonifiche, più Porto Scudo dà risorse per tutte le inquinate. Cioè non c'è nessun risultato positivo. Le acque sono sempre più inquinate, l'ultima analisi che hanno fatto nel 2014 che l'aria è più inquinata, e ormai ci evidenziano che l'acqua è più inquinata di prima, che la terra è più inquinata di prima, continua a prendere sotto le strade. Sinceramente, tornare a questa gente le bonifiche vanno fatte, e vanno fatte seriamente. L'altro procedimento, cioè noi non è che siamo fermi, noi possiamo vedere procedimenti anche penali che vedono l'economia, che non sapere, tecnici, per i reati gravissimi, reato di inquinamento, ci siamo dentro, però cioè, i tempi della giustizia sono diversi dai nostri tempi, perché noi dobbiamo ragionare su che è giusto stare nel processo, è giusto aver portato finalmente i cittadini di Porto Scudo, chi è stato danneggiato sia per quanto riguarda la salute e cercare, sia chi è stato danneggiato pubblicamente, che sono i contadini, che sono i commercianti, sia noi cioè, come associazione dei consumatori, associazioni ambientaliste, però questo non basta, cioè dobbiamo rianimare nuovamente e considerare tutto. Un'altra considerazione, non è che i 24 enti che erano alla conferenza dei servizi hanno espresso parere favorevole o contrario. Uno è comunicato, c'è un modello che dai contenuti, ma gli altri 23 sono ancora in attesa di quelle 59 osservazioni che sono state
il contributo dato da il contributo dato